Messina, voi ieri avete presentato il vostro programma, lei ne ha accennato ad alcuni punti poco fa. Io volevo approfondire su un aspetto. Voi proponete un contratto nazionale di lavoro europeo per fare in modo che anche i salari siano equiparati. Ma solo quelli o anche gli aspetti regolamentari come la flessibilità, l'assenza dell'articolo 18 e così via? Il problema non è l'articolo 18, l'abbiamo visto, perché togliere l'articolo 18 con quelle scellerate riforme Fornero, peraltro noi abbiamo presentato un disegno di legge di iniziativa popolare e siamo in tutte le piazze italiane a raccogliere le firme per dire aboliamo questa riforma e al contrario creiamo nuova occupazione, contrariamente al Job Act che mira a regolare il lavoro che c'è. Secondo noi il lavoro non c'è e quindi va creato nuovo lavoro. Questo creando anche una flessibilità, indubbiamente. Noi prevediamo nel nostro progetto una flessibilità per la possibilità di andare in pensione tra i 60 e i 70 anni. Così facendo è possibile assumere già quest'anno oltre 170.000 giovani. Diamo gli stessi diritti alle lavoratrici donne, così come avviene in Europa. Quella pessima pratica che è quella della firma di dimissioni in bianco non esiste in nessun paese d'Europa. Ecco, deve essere rimossa anche in Italia, ma al di là di quello noi vogliamo anche essere europei equiparati anche negli stipendi. Lo stipendio medio italiano, per chi ha la fortuna di averlo lo stipendio, perché qui il tema vero è che poi ci sono in Italia 4 milioni e mezzo di disoccupati, che è il più alto tasso dal dopoguerra ad oggi. Bene, lo stipendio medio in Italia è 1.500 euro, quando lo stipendio medio in Germania è 2.100, in Inghilterra 2.300, in Svezia 2.300. Di contro, qualcuno potrebbe dire, ma il costo della vita lì è più alto. Assolutamente no. Parametrando a uno dei punti fondamentali nella vita di ogni uomo, la casa, in Germania, per esempio, la casa costa il 44% meno che in Italia. Allora, quello che noi diciamo è semplificazione nei contratti. 140 contratti collettivi non hanno senso, riduciamoli a 4, ma dall'altra parte stesse opportunità di lavoro, ma anche stesse possibilità di ottenere un reddito per i lavoratori italiani. Questo significa battersi in Europa per i cittadini.